Assessore Torrenti, la presentazione della mostra dedicata a Maria Teresa, una mostra che vuole avere un carattere non celebrativo ma conoscitivo di quello che è stato lo sviluppo di Trieste e di quello che è stata la storia di Maria Teresa d'Austria. Sì, è una mostra molto importante che vuole proprio spiegare un po' la città, cercare di dare una chiave di interpretazione della città a chi arriva in città, a noi stessi cittadini che spesso conosciamo più la parte così del mito delle nostre radici e non tanto la realtà, e quindi cercare di spiegare il come la città è cresciuta, con che arrivi, con che investimenti, con che logiche. Ecco, tutto questo in mostra lo si troverà ben spiegato, e quindi è una mostra interessante sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista storico su un personaggio che è decisivo per la nostra storia e la storia d'Europa. Questo nasce poi da un nuovo ente per il patrimonio, che è l'ERPA, che è l'ente del patrimonio regionale, che vuole essere anche uno strumento da mettere a disposizione anche delle comunità locali per poter sviluppare dei progetti ambiziosi, mettendo insieme quello che può essere la competenza maturata in 20 anni di storia, soprattutto della promozione di Villa Manin, quindi con grandi capacità promozionali di profondità, e contemporaneamente lavorare invece sui vari comuni, in modo particolare quelli grandi in questo caso, come Trieste, e quindi mettere insieme una città importante, delle storie importanti, un ente che invece riesce a produrre autonomamente degli eventi espositivi, credo che sia una chiave importante per il futuro della città e la sua attrattività. Cominciamo da qui, ce ne saranno altre nelle prossime settimane, entro la fine dell'anno, sia a Trieste che a Gorizia, ed è un esperimento che vedo che intanto ha trovato la collaborazione di tutti, dalla sovrintendenza, ai comuni, ai media partner, quindi ce n'era bisogno evidentemente, perché quando parliamo di sinergie parliamo soprattutto di messa in rete di competenze, non tanto di lavorare assieme giusto per farlo, ma cercare di mettere, le teste pensanti della nostra regione intorno a un tavolo e farle sviluppare dei progetti ambiziosi che possono essere importanti a livello europeo. Assessore, quindi una mostra che risponde a una filosofia precisa, che è quella di non importare mostre quanto realizzarle nel nostro territorio, valorizzando anche la storia. Sì, senza scartare l'ipotesi poi anche di queste grandi mostre di giro, però è evidente che la peculiarità, le ragioni anche di uno spostamento intelligente del mondo turistico, dei nuovi viaggiatori più che turistico possiamo chiamarli, va alla ricerca non tanto della mostra che può essere fatta a Treviso, a Vicenza, a Milano, a Napoli, tutto uguale, ma anche cercare di trovare delle nuove chiavi artistiche o di lettura storica. Quindi il produrre non è solamente una volontà di sfidare le nostre capacità, il produrre è riuscire a dare un'interpretazione autenticamente del nostro territorio a delle visioni nuove. Quindi la ragione di venire a Trieste non è quella di vedere una cosa che può essere fatta da un'altra parte, ma è di interpretare la nostra città. Io credo che questo sia le persone colte che il nuovo viaggiatore lo potrà apprezzare molto, perché verrà a Trieste, città accogliente, bella, con un clima, una luce meravigliosa, che ha molti eventi, ma riuscirà a comprenderla, e questo è forse quello che mancava in questi anni.